Buonasera dal telegiornale regionale. In apertura del nostro notiziario la visita del presidente Giorgio Napolitano in Friuli Venezia Giulia. Gemona, capitale del terremoto, coi suoi morti, con le sue distruzioni, con la sua rinascita, simbolo di quella dell'intera area terremotata, esempio positivo mai più imitato, ha accolto Giorgio Napolitano nell'ultima tappa di questa prima giornata friulana del Capo dello Stato. In mattinata a Udine l'incontro con le autorità civili e accademiche per il documentario sulla Repubblica Partigiana della Carnia. Quindi una puntata a Faedis, alla difficile ricerca di una memoria condivisa per la scopertura di una lapide dedicata all'eccidio delle Malghe di Porzus, quando nel febbraio del 45 i partigiani garibaldini trucidarono i vertici dello Soppo. Terzo punto focale, la mostra d'arte sacra di Illeggio, dove ogni anno, con la presenza di opere dei maggiori musei del mondo, si dimostra che non sono i luoghi a decretare il successo di un'iniziativa culturale, ma i contenuti di buone idee e la capacità organizzativa. Infine, come detto, Gemona. Per la seconda giornata il programma è diviso fra il tempio di Cargnacco dedicato ai caduti e dispersi in Russia e la visita a Pordenone e alle sue istituzioni. Una giornata importante dal doppio significato in qualche modo. Lei è venuto in una terra dove c'è stato un terremoto, in un giorno in cui c'è stata una nuova scossa di terremoto, a ricordare una pagina oscura della Resistenza. Una giornata particolare. È una giornata particolare, io mi auguro che anche nelle prove che attendono la popolazione ora colpita dal terremoto sia presente l'esempio di come il Friuli ha saputo risollevarsi da quella terribile sfida del terremoto, da quella tragedia. È stato un modello che spero possa essere raccolto anche altrove nell'interesse delle popolazioni. E in quanto a quello che ho fatto qui, è stato un omaggio dovuto alle vittime di una tremenda, orribile aberrazione che ha portato partigiani a commettere crimini contro altri partigiani, ma sono stato contento che questa mattina all'Università di Udine sia stato proiettato un film che fa vedere nel loro splendore le luci della Resistenza attraverso l'esperienza della zona libera della Carnia. Almeno 2 delle scosse di terremoto che hanno sconvolto l'Emilia sono state distintamente avvertite in Friuli Venezia Giulia. Scuole, case e uffici abbandonati in tutta fretta da moltissime persone. Non si segnalano danni. Intanto continua il lavoro di vigili del fuoco e volontari del Friuli Venezia Giulia nella zona del disastro. Oggi da Palmanova nuove partenze, una missione sostenuta dalla Regione con un primo stanziamento da 200.000 euro e verranno devoluti ai terremotati anche i 599.000 euro di utili realizzati lo scorso anno da Friuli Venezia Giulia Strade. È arrivato a 220 il numero complessivo dei volontari e dei tecnici della protezione civile della nostra regione impegnati in Emilia, quasi tutti concentrati a Mirandola, in provincia di Modena, comune già colpito dal sisma di domenica 20 e ora epicentro della scossa di stamattina. Nel pomeriggio una nuova autocolonna si è mossa dalla sede di Palmanova, una quarantina di volontari di diverse squadre comunali e dell'ANA, l'Associazione Nazionale Alpini. Avranno il compito di raddoppiare la capacità della Tendopoli, già allestita nel locale campo sportivo, portando da 400 a 800 i posti letto. Sarà anche aumentata la capacità della cucina da campo, già operativa da diversi giorni. Al lavoro a Medolla e a Cavezza anche 4 unità cinofile in cerca di persone sepolte nelle macerie. Domani nel complesso una bella giornata, salvo che sulle Prealpi, dove nel pomeriggio ci sarà qualche nube in più. Abbiamo concluso, buonanotte.